Uno degli obiettivi di Veneto Agricoltura, definito dalle linee di indirizzo e dalle direttive della Regione del Veneto, è la salvaguardia e la tutela della biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico, nonché la gestione del demanio forestale regionale. Inoltre, tra i compiti dell'Agenzia rientra anche quello di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico venatorio regionale. Per questo motivo dal 2023 è stata istituita una squadra di monitoratori faunistici interna a Veneto Agricoltura, composta da operai e impiegati con lo scopo di monitorare la fauna selvatica nelle aree demaniali di gestione a LEP. In Cansiglio, una delle aree in gestione a Veneto Agricoltura più ricca di biodiversità animale, queste attività si concretizzano con diversi tipi di monitoraggio specifici per le diverse specie presenti nei diversi periodi dell'anno. Le specie studiate sono davvero tante. Gli anfibi come la salamandra atra o l'ullone dal ventre giallo, che vengono monitorati tramite osservazioni su transetti e lame, l'entomofauna, gli insetti come i cerambicidi o i cervi volanti, i chirotteri, i cui ultrasuoni vengono registrati tramite idonei microfoni ambientali e analizzati tramite software specifici, ma anche l'avifauna. Vengono eseguiti monitoraggi tramite playback per distrigiformi, ovvero la stimolazione notturna tramite richiami e l'ascolto delle risposte di civetta nana, civetta capogrosso, allocco degli Urali e allocco comune. E il monitoraggio delle stesse specie tramite apposizione in bosco e controllo di cassette nido per favorire le nidificazioni. Vengono poi monitorate le nidificazioni naturali anche dei piccioli, picchio nero, picchio rosso maggiore, minore e picchio verde, sulle aree destinate al taglio per salvaguardare le piante che presentano i nidi, e il monitoraggio delle sempre più rare specie di tetraonidi, gallo cedrone e francolino di monte. Altre attività di monitoraggio vengono svolte per la grossa fauna. Gli ungulati e soprattutto i cervi vengono controllati tramite annuali monitoraggi notturni con faro su transetti e monitoraggi notturni con l'ausilio di visori termici, che permettono di osservare gli animali, senza disturbarli, anche in condizioni di buio assoluto. Anche i predatori vengono monitorati. Nel periodo invernale si effettua, nell'ambito del progetto internazionale Life Wolf Alps, il monitoraggio tramite snow tracking e quindi il tracciamento delle piste lasciate dai lupi sulla neve e la raccolta di segni di presenza e fatte che vengono campionate per eseguire indagini genetiche non invasive sugli individui. Inoltre vengono effettuati rilievi sulle predazioni attribuibili al lupo per la valutazione della dieta e nel periodo estivo vengono effettuate sessioni di wolf howling in cui si emettono degli ululati registrati di richiamo al fine di suscitare una risposta nei lupi e poter valutare la presenza o meno di cuccioli dell'anno. Nell'ambito del monitoraggio del lupo viene effettuato tutto l'anno uno studio di fototrappolaggio tramite l'utilizzo di queste trappole fotografiche che si posizionano in ambiente in punti strategici di passaggio, al fine di valutare diversi fattori come il numero degli individui e la composizione del branco, alcuni stati fisiologici della femmina dominante come gravidanza e allattamento, presenza di cuccioli o status sanitario, patologie fenotipicamente evidenti. Inoltre, la raccolta di immagini non è selettiva e questo ci permette di valutare la presenza di altre specie come ungulati, cervi, daini e caprioli e mesocarnivori come volpe e mustelidi e le interazioni tra essi. Ma ci permette anche, saltuariamente, di riprendere specie rare ed elusive, come ad esempio il gatto selvatico, fantasma dei boschi, o l'allocco degli Urali, molto raro e strettamente legato ad ambiente di faggeta pura, o ancora lo sciacallo dorato, segnalato in Cansiglio per la prima volta da noi proprio grazie al fototrappolaggio. Le possibilità di studio sono enormi e in continua evoluzione, soprattutto in un territorio come questo brulicante di biodiversità. Conoscere lo status delle popolazioni animali è fondamentale per la gestione boschiva e delle attività strettamente correlate ad essi, come ad esempio il turismo, ma anche e soprattutto per la gestione faunistica in senso stretto, ovvero per favorire le specie in difficoltà e per limitare invece quelle in esubero. Questo permette di creare al contempo i presupposti per delle azioni concrete
che favoriscano la coesistenza tra animali e attività antropiche, laddove le une si incontrano con le altre.